separazione tra Venezia e Mestre, domani dalle 7 il voto e domani dalle 21:15 la maratona in diretta di Antenna 3 per seguire il risultato. Tragedia a Sant'Anna di Chioggia questa mattina lungo la Romea quando la gazzella dei carabinieri travolge e uccide un ciclista 38enne del Bangladesh. È stata individuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco a 7 metri di profondità nel canale della Giudecca l'edicola delle Zattere sradicata la notte dell'acqua alta del 12 novembre. Mediterranea pronta entro Natale a tornare in mare e a soccorrere i migranti in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale, a dirlo l'attivista veneziano Beppe Caccia. Sono trascorsi più di 2 anni dal referendum col quale i veneti scelsero a gran maggioranza la via dell'autonomia. A Stra un convegno per fare il punto della situazione. In 1500 hanno presentato ricorso al TAR per la propria sopravvivenza. Sono operatori, genitori ed educatori dei nidi in famiglia. Chiedono un incontro urgente con la Regione. L'acqua alta record, Venezia in ginocchio e il litorale devastato. Torna stasera alle 21:15 su Antenna 3 il documentario realizzato dalla nostra emittente. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. È terminato poco prima delle 17 di questo pomeriggio l'insediamento di tutte le 256 sezioni elettorali del territorio comunale per il referendum della separazione tra Venezia e Mestre. Si vota domani dalle 7 alle 23 negli stessi seggi e con le stesse modalità delle altre elezioni. Ormai è solo questione di ore prima dell'apertura dei seggi elettorali per il referendum sulla creazione o meno dei comuni autonomi di Venezia e Mestre. Dopo i dibattiti, gli incontri, le manifestazioni e anche le polemiche, si va quindi alle urne che saranno aperte dalle 7 del mattino fino alle 23. Le modalità di voto rimangono le medesime di ogni altra consultazione elettorale. Si vota quindi negli stessi seggi di sempre, naturalmente presentandosi muniti di tessera elettorale e di un documento d'identità. Gli aventi diritto al voto sono 206.553, 97.793 uomini e 108.760 donne, tra cui 92 ultracentenari e 1.074 giovani che andranno per la prima volta al voto. 4 festeggeranno i loro 18 anni proprio nel giorno delle votazioni. Si tratta di un referendum consultivo per il quale è richiesto si rechi alle urne il 50% più 1 degli aventi diritto al voto. Particolare questo peraltro contestato attraverso un ricorso al TAR nel quale si sostiene l'insussistenza del quorum nei referendum consultivi. Il quesito sul futuro amministrativo di Venezia e Mestre è stato già oggetto di precedenti consultazioni nel 1979, 1989, 1994 e 2003. Lo spoglio inizierà poco dopo la chiusura dei seggi alle 23. È un appuntamento quello del voto del referendum che Antenna 3 seguirà in diretta domani a partire dalle 21:15 per una maratona non stop prima e dopo la chiusura dei seggi. Collegamenti costanti con i nostri inviati per aggiornarvi sull'esito del voto e i commenti dei risultati. Tragedia lungo la Romea, questa mattina una gazzella dei carabinieri ha travolto un ciclista del posto che è morto sul colpo. Tra le cause non si esclude quella della fitta nebbia. Tragedia della strada Sant'Anna di Chioggia quando un'auto dei carabinieri della locale stazione ha urtato un 38enne bengalese mentre in bici stava attraversando la Romea sotto la coltre di nebbia delle 8:30 del mattino. Il ciclista del posto sarebbe stato sbalzato di sella cadendo violentemente a terra, morendo sul colpo. Inutile per lui ogni tipo di soccorso nonostante l'arrivo del personale del SUMI 118. Difficile per gli agenti della Polstrada di Pieve di Sacco riuscire a individuare subito chi fosse. Al momento dell'impatto il bengalese era infatti sprovvisto dei documenti di identità. Alcuni testimoni avrebbero affermato che la gazzella dei carabinieri si è trovata improvvisamente davanti il ciclista che ha invertito la marcia dal lato strada senza alcuna avvisaglia. Il tratto di Romea chiuso per i rilievi dopo la tragedia, con gravi disagi e ripercussioni al traffico, con le auto che hanno ripreso la regolare circolazione dopo l'ora di pranzo. Stavano pianificando una grossa rapina a mano armata nel nord Italia. La polizia li ha fermati, una persona è stata arrestata, 6 gli indagati ed è proprio il capo della banda che lo scorso agosto aveva messo a segno un colpo al Compro Oro di Mestre.
Il blitz è scattato all'alba, la polizia ha arrestato il capobanda, un 41enne originario della Campania, 6 le persone indagate, tutti sono pluripregiudicati. Si tratta di rapinatori trasfertisti che da Napoli raggiungevano il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e mettevano a segno rapine, furti ed estorsioni. Si trattava di un gruppo, snello, trasfertista, con soggetti tra di loro intercambiabili a seconda del tipo di lavoro, tra virgolette, e trovavano una persona che aveva determinate caratteristiche. Le forze dell'ordine li tenevano sotto controllo da tempo quando hanno deciso di intervenire. Dal contesto investigativo era emersa l'imminenza relativamente alla commissione di un'altra rapina a mano armata, di questo siamo certi, e non ancora localizzata come obiettivo, però certamente di imminente consumazione. E a questo punto, per ovvie ragioni di incolumità pubblica e di sicurezza delle persone, è chiaro che non potevamo più aspettare. Malviventi pronti a tutto. A vario titolo è stata emessa un'ordinanza restrittiva proprio per una rapina a mano armata commessa a Mestre, si è contestualizzato anche un furto, un grosso furto nel 2015 e c'è tanto materiale investigativo che adesso sarà approfondito e probatorio proprio dagli stessi investigatori della squadra mobile. Sarebbero loro gli autori di un grosso furto a Pordenone durante il quale furono rubati diversi quadri di pregio per un valore di 300.000 euro. Non solo, ma dopo il colpo iniziarono a richiedere grosse somme alle vittime per poter riavere i quadri. E sarebbe stato proprio il capobanda invece a mettere a segno una rapina a mano armata lo scorso 29 agosto al Compro Oro di Mestre. Il 41enne, casco in testa, entrò nel negozio e puntando una pistola contro la titolare si fece consegnare la borsa, il portafoglio e il denaro contante. Le squadre mobili di Pordenone, Venezia, Napoli e Varese hanno messo in atto nelle ore scorse una serie di perquisizioni nelle abitazioni dei 6 complici. Arrestato invece il 41enne e trasferito nel carcere di Poggioreale a Napoli. È stata individuata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nel canale della Giudecca l'edicola delle zattere sradicata dal vento e scomparsa in laguna nella notte dell'eccezionale acqua alta del 12 novembre. L'edicola è stata individuata con un sonar in prossimità dell'imbarcadero dei mezzi pubblici ad una ventina di metri circa da dove era posizionata. I sommozzatori si sono immersi per una verifica visiva constatando che l'edicola si trova ad una profondità di 7 metri in buono stato. Il chiosco è posizionato sotto acqua come se si trovasse in superficie. Nei prossimi giorni saranno effettuate tutte le valutazioni per predisporre il recupero con l'utilizzo di un pontone. E a proposito di acqua alta, questa sera grande richiesta torna dalle 21:15 su Antenna 3 il documentario L'Apocalisse di Venezia, il racconto dei giorni che hanno messo in ginocchio Venezia con l'acqua alta record, in primo piano nelle nostre edizioni straordinarie che vi hanno aggiornato ora dopo ora su quanto stava accadendo non solo nel capoluogo lagunare. Dopo i grandi ascolti di sabato scorso, la vostra richiesta di riproporlo e quindi questa sera l'appuntamento è dalle 21:15 su Antenna 3 con il documentario realizzato dalla nostra emittente. Entro Natale di nuovo in mare a salvare i migranti. Questo l'auspicio del veneziano Beppe Caccia della missione umanitaria mediterranea. L'organizzazione non profit è al lavoro per ottenere il dissequestro delle 2 imbarcazioni ancora bloccate, ma filtra fiducia su un dissequestro imminente da parte della Procura. Mediterranea è pronta a tornare in mare a soccorrere i migranti in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale. Già prima di Natale, se, come sperano gli attivisti e come lasciano intendere le parole del veneziano Beppe Caccia, verrà ottenuto il dissequestro amministrativo delle 2 navi. Si sanzionano per essere entrati nelle acque territoriali del nostro paese. Le nostre navi hanno entrambe bandiera italiana, operano entrambe regolarmente nella marina commerciale italiana e quindi sono del tutto pretestuosamente colpite da questi provvedimenti. È in corso una battaglia legale. Attendiamo fiduciosi il pronunciamento dei giudici del TAR. Il sequestro amministrativo ci sta impedendo di essere là dove vorremmo, cioè essere nel tratto di mare più pericoloso del mondo. In mare viene segnalata una situazione drammatica. Caccia
lancia dure critiche a Salvini e spiega che, con il nuovo governo, le nuove politiche sull'immigrazione hanno portato dei miglioramenti, ma ancora non basta. Quello che non è cambiato è il fatto che continua la cooperazione tra il governo italiano, gli altri governi dell'Unione Europea e le cosiddette autorità libiche, che sono invece responsabili della permanente violazione dei diritti umani in quel paese. Sono trascorsi più di 2 anni dal referendum con il quale i veneti scelsero a grande maggioranza la via dell'autonomia. A Stra un convegno per fare il punto sulla situazione. A 2 anni e un mese dal referendum, i veneti sono in marcia compatti verso l'autonomia o procedono divisi verso la meta? Se ne è parlato ieri a Villa Gritti a Stra, in un convegno organizzato da VenetiNet, movimento di professionisti e intellettuali presieduto dal professor Antonio Scipioni dell'Università di Padova e deciso a far valere le ragioni e i valori del Veneto. Ogni 7 leggi che vengono fuori in Italia, in Germania una, in Inghilterra 0,9, una forma di organizzativa che di fatto ci sommerge con tsunami burocratici e legislativi. Tra i molti interventi quelli di Renato Mason, segretario generale della CGA, del consigliere regionale di Veneti per l'Autonomia Maurizio Conte, di Iuri De Luca del Partito dei Veneti e dell'ex presidente del Consiglio regionale del Veneto Marino Finozzi. L'avvocato Renzo Fogliata e il professor Roberto Gris, nella loro relazione, hanno ricordato la storia millenaria di Venezia e la questione identitaria. La pretesa di una porzione del corpo elettorale, quindi i veneti non sono, cioè noi parliamo di popolo, ma ci rivolgiamo a un interlocutore che nega radice questa nozione. Noi siamo una porzione del corpo elettorale. Veneti, come regione, come popolo, dobbiamo raccontarci agli altri, dobbiamo presentarci bene. Risulta un problema però a livello di relazione nel momento in cui l'interlocutore, cioè il ricevente del messaggio, ci considera una porzione elettorale. Il residuo fiscale e il confronto economico con la Germania nella relazione di Gianangelo Bellati. Avete visto il numero di funzionari dipendenti? Questo è rispetto alla media italiana, ma guardate che rispetto alla media europea siamo ancora meglio messi, perché la media europea è più alta della media delle regioni virtuose, fra cui c'è quella del Veneto. L'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto ha messo in guardia dal rischio di dividersi sull'autonomia in una fase molto delicata in cui le aspirazioni indipendentiste schiacciate in Catalogna dimostrano che l'autonomia è l'unica strada percorribile. Ha chiuso i lavori del convegno di VenetiNet l'intervento del giornalista Oscar Giannino. È iniziata da Venezia la rivolta dei 200 nidi in famiglia del Veneto. Ho presentato infatti un ricorso al TAR per la sopravvivenza dell'intera struttura. Io ho un nido in famiglia Marghera, è aperto da 10 anni e è un progetto che ho scelto perché credo molto nel modello educativo su cui si basa il nido in famiglia. Io attualmente il mio nido è frequentato da 5 bambini. Questo di Marghera è uno degli oltre 200 nidi in famiglia del Veneto, tutti a rischio chiusura dopo l'entrata in vigore delle nuove normative stabilite dalla delibera di giunta 1308 del settembre 2019, decisamente troppo restrittive per queste realtà, così dall'omonima associazione di categoria, la Ninfa. Depositato per questo un ricorso al TAR da un esercito di oltre 1000 persone. Ecco chi sono. Più circa altre 88 persone fra educatori, coordinatori e genitori. Dietro però hanno sostenuto questo ricorso circa 1500 persone fra appunto educatori, coordinatori e genitori interessando tutte le province della regione del Veneto. Ma cosa prevede nel dettaglio la nuova delibera regionale? Questi asili, per i quali si paga per bimbo una retta mensile che va dai 400 ai 500 euro, si trovano spesso in un appartamento presso famiglie private. Qualora ad esempio il naturale schiamazzo dei bimbi dovesse dar fastidio a qualcuno dei condomini, l'assemblea di condominio si dichiarasse contraria con delibera all'attività del nido svolta nel palazzo, il nido chiuderebbe. E ancora, se dovessero cambiare specifiche normative urbanistiche in ambito comunale, il nido chiuderebbe uguale.
Il criterio che era stato richiesto fino ad oggi era il criterio della abitabilità e il criterio di uno spazio idoneo alla crescita consapevole dei bambini da 0 a 3 anni. E con l'introduzione invece di queste normative più restringenti si va quasi ad equiparare il nido in famiglia, che è nido in casa, con i nidi invece quelli tradizionali, ordinari. Da qui la richiesta di un confronto direttamente con la Regione. A intavolare un qualche discorso, ecco, con l'assessore competente ed eventualmente anche con il governatore Zaia. E adesso la testimonianza di una mamma che ci spiega perché ha deciso di affidare entrambi i suoi bambini alle cure e all'educazione di uno di questi nidi in famiglia. Sono mamma di 2 bimbi che attualmente frequentano un nido in famiglia e sono qui a sostenere la causa che è di tutti noi, anche genitori soprattutto. Elisa ha affidato entrambi i suoi bimbi a questa struttura, Francesco, il maggiore, 2 anni, e Samira, 1 anno appena compiuto, al nido in famiglia da quando aveva 9 mesi. Ci siamo resi conto delle risorse che hanno queste strutture, anche proprio vedendo la crescita del bimbo stesso. Arrivava a casa ogni giorno con delle cose nuove. Posso dirlo, c'è Maria qui là, l'educatrice del nostro nido. Ha imparato a dire grazie a qualsiasi cosa, è un bambino educatissimo perché l'ha imparato in questo nido. E quindi noi siamo ogni volta, ogni giorno sorpresi delle cose che impara, del calore che riceve in questa famiglia. E quindi a seguito appunto di questa nuova normativa, parlo personalmente e a nome ovviamente del papà, siamo molto preoccupati perché potrebbero eventualmente anche chiudere, insomma, da un momento all'altro. Noi ci troveremo a casa questi 2 bimbi, ma soprattutto con una perdita enorme a livello di educazione e di crescita dei nostri bimbi. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Siamo rientrati in studio con la seconda parte dell'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dopo il terzo scudetto consecutivo di hockey in carrozzina, i campioni d'Italia dei Black Lions con la polisportiva Terraglio varano un altro progetto innovativo per promuovere lo sport inclusivo a misura di ragazzo. Gli atleti in carrozzina diventano allenatori di floorball dei bambini normodotati e l'esperienza raggiunge subito un grande successo. Gli allenatori sono loro, gli atleti in carrozzina scudettati del Black Lions, che insegnano alle bambine e ai bambini normodotati, dai 4 ai 9 anni di età, a giocare a floorball. Così si rovesciano gli schemi e si promuove sul campo sportivo l'inclusività. Artefice di questa esperienza, la Polisportiva Terraglio di Mestre con il sostegno del Comune di Venezia. Siamo abituati a vedere l'inverso, in questo caso questi bambini hanno l'opportunità di avere questi grandi allenatori che hanno delle difficoltà oggettive, ma in realtà poi stando insieme i bambini capiscono che queste difficoltà non ci sono ed è qui il superamento della barriera. Venezia si conferma così una fucina di progetti innovativi nello sport, anche con uno scarto culturale, offrendo un modello nazionale. Crediamo perché nuove generazioni, senza il pregiudizio, senza lo stereotipo e senza in qualche modo le barriere psicologiche e di idee che alle volte ci vengono costruite da grandi. Dal campo l'esperienza è vista così. I bambini insomma non vedono la carrozzina, la disabilità, che per loro è tutto, come dire, più che normale. Il presidente della Polisportiva Terraglio è orgoglioso di questa attività. L'attività sociale e l'attività motoria sportiva si uniscono creando un gruppo inclusivo allenato da persone con disabilità e all'interno del quale non ci sono più genere e neanche capacità, e tutti assieme su un gioco e su un divertimento. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.
Bentrovati al meteo. Sarà una domenica piuttosto piovosa, una perturbazione raggiunge infatti il nostro territorio. La situazione di domenica 1° dicembre. Sul Veneto il mese inizia all'insegna di molte nubi ovunque, con rovesci via via più diffusi in giornata, localmente anche intensi. Neve sulle Dolomiti dagli 800 ai 1000 metri. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, valori massimi ancora stazionari tra i 4 e i 12 gradi. Molte nubi sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni soprattutto a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime oscillanti tra i 9 e i 12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, stessa situazione con piogge diffuse un po' dappertutto. Temperature in lieve calo, minime tra 2 e 3 gradi, massime tra 3 e 4 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.